fatto un film in giugno, in servizio in giugno dell'anno scorso sul SLA, sai, la malattia nel calcio, il sindrome laterale amiotrophico. Sì, sì. Passa il 6 del mese prossimo. E quando l'avete fatta? In giugno dell'anno scorso. Ma dove? Sempre in Francia oppure in Sardegna? In No, Italia? non in Sardegna, in Anche in Italia. Sardegna abbiamo, anche in Sardegna Ma abbiamo. non legato col calcio. Abbiamo parlato del SLA nel mondo del calciatore. Ci sono ci sono per una malattia rara hanno 30 volte di più che il medium. Sì, sì, E ci sono ex giocatori 400 morti sospetti. Di SLA. Non di SLA, di malattie sospette. Malattie sospette. Cancre, tumori. E quello possono essere gli integratori, gli steroidi. Io non te l'ho detto, Vabbè, però diciamo che qualcosina la. Bene, Chiaro, dunque. è chiaro. Certo. Abbiamo seguito il giudice Guarinero di Torino che ha fatto di fare gli altri. Una storia incredibile. E dunque io mi faccio molto servizio sulle storie umane, perché al poligono di cui facciamo un po' più sui poligoni qui, perché i poligoni di Sardegna sono legati, ma te lo dico veramente, non dovrebbe te lo dire, ma te lo dico, cosa fanno al poligono? Ma cosa mi interessa? Che ci sono malati, gente che sono morti, e per me cambia tutto. Possono fare se non disturba nessuno, fanno cosa che fa. Io non sono sardo, Lo so, ti parlo di Francia. Mi conosci una storia di gente? Noi siamo. Allora, la Francia ha Mururoa per i test nucleari, Lo stesso. l'Italia ha la Sardegna dove far esercitare tutti gli eserciti appunto e testare le armi, però nessuno sa cosa viene testato perché loro fanno un'autocertificazione, nessuno può andare a mettere il naso a verificare, nessuno. Quindi perché i cinesi vogliono venire ad esercitarsi in Sardegna? Che non sono matti. Questa è una notizia recente, pare che anche i cinesi vogliano venire a testare le armi nei poligoni sardi. Ma il casino è meglio fare all'estero che in Italia. Comunque, Penso, e prima di Mururoa, perché lo fanno a Mururoa adesso, sì. ma prima, fino al 62, lo facevano in Algeria, perché l'Algeria stava francese. Sì, Quando l'Algerino hanno buttato via anche i nella francesi. Guyana francese, anche nella Guyana francese facevano. No, solo in Algeria. In Algeria nel deserto, ma c'è gente che vive nel deserto, non è deserto. Certo. Quando hanno buttato via i francesi, sono andato in Pacifico, che abbiamo un sacco di isole, non so quanto. Lontano del potere di Parigi. Parigi se ne frega di Roma. Anche Roma se ne frega della Sono Sardegna. gente, non si sa La dove stessa sono. cosa. No. C'est la même chose, come dite voi francesi. Dunque, voi siete un partito? Parlami un po' del tuo partito. Allora, noi siamo esattamente un movimento indipendentista, nato già negli anni 70, però ha cambiato nome poi durante gli anni, quindi da Partido Indipendentista Sardo, Mesa del Libero, insomma. Oggi siamo Sardegna Nazione Indipendenza, quindi noi lottiamo per i diritti del popolo sardo. Il popolo sardo non è migliore di altri popoli, però è un popolo diverso dal popolo italiano, diverso per lingua, per cultura. La Sardegna ha confini naturali propri, quindi siamo una nazione, noi siamo una nazione. Dalla Sardegna è nato il Regno d'Italia. Nel 1861, a distanza di poche ore, Vittorio Emanuele II di Savoia, da re di Sardegna, è passato a re d'Italia.
ma allora dov'è Vittorio Emanuele I? Quindi, ma a noi sardi nessuno ci ha chiesto niente, non ci hanno chiesto, beh, volete essere italiani? Nessuno ci ha chiesto niente. Allora, oggi la situazione, io non so adesso cosa tu mi voglia chiedere, perché rischiamo Io voglio parlare del nostro movimento. del vostro movimento, la posizione del vostro movimento. Io faccio un lavoro sulle poligoni, la posizione del vostro movimento su poligoni, gente in malattie. Allora, il nostro movimento da sempre, anche quando ancora non si chiamava Sardegna Nazione Indipendenza, ha sempre combattuto contro la Sardegna vista come colonia da parte dello Stato italiano. Quindi le nostre battaglie, considera però che 30 anni fa nessuno parlava di ambiente, cioè era dato per scontato, la Sardegna è bella, il mare è bello, è pulito, tutto bello, non succede niente, no. Noi eravamo già contro la base americana alla Maddalena, perché in uno dei posti più belli del mondo ci devono essere i sommergibili a propulsione nucleare. Quindi già le nostre battaglie sono state fatte in quella direzione. Che anni avete fatto le prime manifestazioni? Negli anni 70, guarda, la base militare della Maddalena in pratica è stata installata, se non sbaglio, proprio nel 72. Tramite... Era 56. Sì, ma gli americani alla Maddalena sono arrivati negli anni 70 con un accordo segreto, stipulato da Andreotti. Nessuno sapeva niente. Fatto un sacco di accordi segreti quello lì. Appunto. Ma l'Italia è tutta fatta di accordi segreti, ma in ogni caso lì non era previsto niente, c'era la nave appoggio, la nave americana, che però stavano pensando di allargarsi. Quindi come movimento degli indipendentisti ci si è sempre schierati contro questa sorta di occupazione. La Sardegna non è mai stata in guerra con nessuno. E chiaramente la stampa però non ha mai divulgato quello che noi facevamo, la contrarietà dei sardi, perché noi siamo comunque la voce di un popolo che voce non ha, perché se la popolazione non è a conoscenza di ciò che succede, dei pericoli, allora siamo noi che ci siamo sentiti investiti di questo compito, difendere la nostra terra. Abbiamo fatto anche un referendum per la chiusura delle basi militari e nella fattispecie proprio per, adesso te lo dico, allora il primo referendum lo fece il Partito Sardo d'Azione nell'86 o 87, però venne rigettato dalla Corte Costituzionale italiana con la motivazione che la Sardegna apparteneva comunque allo Stato italiano e quindi in materia di difesa, perché loro tirano fuori sempre questo cavillo della difesa, quindi in materia di difesa è lo Stato italiano che decide. A noi nessuno ci ha mai attaccato, quindi non capisco da chi ci dovevamo difendere. Comunque noi ci abbiamo riprovato come Sardegna Nazione attraverso però un comitato che si chiamava Comitato Firma o Virmai sa bomba, quindi ferma per fermare le bombe, che ha un'ambivalenza in lingua sarda. Quindi abbiamo fatto firmare i sardi, abbiamo raccolto e depositato 17.000 firme nel 2003. Nel 2004 ci avrebbero dovuto chiamare al referendum, però il governatore appena eletto, che era Soru, dal quale ci aspettavamo una risposta di un certo tipo, visto che si è sempre dichiarato comunque di sinistra. Invece quel referendum ci venne negato e lo venimmo a sapere nel 2004. La motivazione era che tanto la Corte Costituzionale l'avrebbe rigettato come era stato fatto in precedenza per il referendum chiesto dal Partito Sardo, quindi venne comunque rigettato il referendum. Lui disse però queste testuali parole: gli americani andranno via. In quel momento